Buonasera e benvenuti al campo velodromo di Palermo con le due squadre che si affronteranno tra Athletic Club e TF. Si salutano così gli avversari. È giusto la grinta di questi ragazzi. Siamo quasi pronti per iniziare questa giornata dell'Under 15 Elite al velodromo di Palermo. Batteranno i bianchi con una linea offensiva abbastanza alta e si parte. Subito lancio. Primo colpo di testa, scontro col compagno. Subito tenta il destro, palla che esce, rimessa dal fondo. Batterà Nicolò Adragna, battuto, palla laterale, vuole andare via, palla in mezzo al campo, rimpallo, la spazza via il difensore, adesso palla dentro, anticipa bene di testa, altro colpo di testa per muoversi in mezzo al campo, prova a ripartire dietro il difensore, ottima la giocata, poi la spazza via in alto, scontro tra i due, di testa la colpisce bene, allarga a sinistra, fermato e via il contropiede, palla a centrocampo, chiuso da due, prova a girarsi, numero 8. Tenta il numero, c'è calcio di punizione, regolarissimo. Ottimo il numero di Tango Vincenzo. Adesso proverà a batterla per la lunga distanza. Via la palla dentro. Ottimo, l'anticipo del difensore che spazza via la palla. Adesso la palla nel centrocampo. Riesce a trovare un ottimo passaggio. Tenta il numero. Adesso deve provare ad andare, ma c'è forse fuorigioco. Sì, infatti arriva. L'arbitro fischia il fuorigioco. Alla rimessa laterale all'Athletic Club. Già battuto. Ottimo il cambio di gioco, rischioso, ma riesce a trovare
bene il compagno, in mezzo a due, prova a passare, tiene ancora retta, palla dentro lungolinea, vuole provare a centrarsi, saltare l'uomo, ottimo il difensore con numero 5 a chiudere e palla via. Prova a trovare il compagno a centrocampo fermato, rischia la giocata, ottimo l'anticipo, la palla rimane ancora lì, riesce a trovare finalmente il respiro all'Athletic Club, cambio ottimo di gioco, porta bene il pallone, vuole andare via il numero 3, palla dentro, riesce a centrarsi il 6, può calciare, ancora cerca il campo, fermato, c'è fallo, forse no, è tutto regolare, il destro e arriva il gol del numero 5 dell'Athletic Club ed è 1-0. Adesso proveranno a trovare la reazione dei ragazzi del CUS. Il numero 9 che prova a girarsi, gira bene. Sembra essere abbastanza più grosso rispetto agli altri avversari, quindi questo può recargli vantaggio. Dentro di questa trave, spazza bene via. Palla che adesso arriva al numero 9 del CUS, che pure prova ad andare. Palla dentro per il 10, riesce a saltare l'uomo, ottimo, copre bene il numero 6. Con molta facilità chiude, allarga il numero 4, il capitano, ottimo lo scambio tra i due, cerca il campo bene, lancio un po' morbido, anticipato, la tiene il 4, e gioca bene dietro, gira tutta, via per il 10 adesso, che può essere pericoloso da lì, palla anticipata, ma ancora c'è la palla tra i piedi il numero 10, adesso si allarga bene il numero 7, chiuso dal numero 2. E sta rimessa tra le CUS. Questa è battuta, Galante, chiude, la tiene in campo, lascia scorrere l'avversario e sta rimessa laterale. La rimessa laterale, si riparte da dietro, numero 4, protegge per il pallone, prova a girarsi, riesce a trovare il centrocampista, in mezzo a te non riesce a passare, invece ha un rimpallo a favore, ma la palla verso l'Athletic Club che cerca il contropiede ma riesce a spazzarla, lì c'è un netto fuorigioco, infatti l'arbitro fischia. Calcio di punizione per l'Athletic Club. Palla al capitano che prova a girarsi ma rischia tantissimo, poi ottima la chiusura, la palla rimane lì, arriva il destro, ottima la parata del portiere, palla laterale, si inceppa la palla tra i piedi, ma ancora possesso Athletic Club che prova a girarsi, riesce bene a girarsi e prova ad andare via, cambio ottimo di gioco per l'11 che non arriva, rimessa laterale. Questa tra le battuta, sbaglia lo stop, sta rimessa laterale per l'Athletic Club. Palla dentro, la tocca il portiere, sarà calcio d'angolo per l'Athletic.
Calcio d'angolo per l'Athletic. Batte il calcio d'angolo, arrivo di testa il numero 5. Ottimo stacco, si è rimessa al fondo per il TF. Rimessa al fondo battuta dalla TF. Tenta il lancio lungo, non trova nessuno, ma dice ci può arrivare, lascia scorrere, rimessa laterale per l'Athletic Club. Ci sono i giocatori in campo, il numero 10 tenta la giocata di prima, arriva il fallo, scontro tra 10, c'è stata la strattonata. Calcio di punizione per l'Athletic Club. Gioca vicino, ancora palla al 10, che tenta il lancio dentro, palla che riesce a scorrere, il portiere esce, protegge e si è rimessa al fondo per la TF. Giocano molto spesso sulla fascia sinistra i TF, tenta lo scambio, anticipa bene il passaggio, anche lui riesce a uscire bene, rimpallo, adesso perde il pallone, il 9 che si gira, palla dentro, morbida per l'11 che vuole provare a anticipare, non riesce. Calcio di punizione per l'ATF, per il gioco pericoloso. Battuto il calcio di punizione, riesce a anticipare bene, palla all'11, sciabolata, riesce a mettere giù il numero 7, giocano sempre lì a sinistra, fermato, ottimo anticipo, scontro tra 4, riesce a giocare bene, vuole provare a girarsi, trova l'avversario, la spazza via, trova il numero 11 che tenta il passaggio d'esterno e non passa, è buona l'intuizione, anche la finta qui del difensore, però adesso rischia tanto, il numero 10, palla in mezzo, il numero 9 vuole provare a girarsi, gira bene il pallone, vuole provare ad entrare il numero 2, altra chiusura dell'Athletic Club che in difesa stanno facendo un ottimo lavoro. Palla alta lunga, prova a mettere giù il numero 4, l'arbitro fischia, si è rimessa laterale per il TF. Rimessa, battuta, la palla rimane lì, rischiano tantissimo a spazzare il 6, infatti arriva qua il lancio lungo, ottimo, ancora la chiusura per far salire la squadra, palla sulla sinistra che scorre fuori, è laterale ancora Athletic Club. 1-0, saranno circa 12 i minuti di gioco. È rimessa ancora Athletic, battuta vicino al 4, prova a proteggere, palla riesce a uscire bene ma rischia tantissimo, ottimo anche il cambio di gioco, adesso vuole provare ad andare via il controllore dell'Athletic, trova bene in mezzo al campo, palla ottima lunga al numero 11 che prova l'aggressione sulla sinistra, il sinistro, fantastico il gol di Mattia D'Amico che porta l'Athletic Club sul 2-0. Fantastica l'azione. La squadra rosa si porta avanti di 2 gol. Poteva farci poco e niente il portiere.
Palla già battuta e ancora possesso Athletic. Provano l'1-2, non riescono ad uscire, l'8 arriva, ottimo. Il cambio di gioco per il numero 7, viene spinto, infatti arriva. Il calcio di punizione segnato dall'arbitro. L'arbitro che chiama il mister in campo. Calcio punizione da lontano, tenta il destro, ottimo il tiro. Il portiere non riesce a tenere bene il pallone fermo, sarà calcio d'angolo per l'ATF. Calcio d'angolo TF, cerca di accorciare le distanze. Ottimo, battuto l'angolo, nessuno arriva, il destro, forse c'è un tocco con la mano. E infatti calcio di punizione per l'Athletic. Ottimo il cross servito al numero 7, nessuno è stato capace di rendere chiara l'occasione da gol. Ottimo l'anticipo adesso che prova a mettere la palla in mezzo, il portiere deve uscire, infatti la fa sua. Spazza lontano, ottimo lo stacco di testa, palla ancora a TF, tenta il cambio di gioco, chiuso dal numero 3, è tutto regolare dice l'arbitro, e prova il contropiede, rischia qualcosina, l'8 riesce a anticipare il pallone, prova ad allungare il campo come meglio può. Ottima la giocata e il controllo del pallone del numero 7 che prova a scappare, riesce a scappare, palla in mezzo, il numero 5 chiude dell'ATF. Sempre sulla sinistra, ottimo lo scambio, palla dentro, si apre la difesa dell'Athletic Club, può essere una grandissima occasione per il CUS, prova ad accentrarsi, allarga bene a sinistra, ma ancora una volta il numero 6, Riccardo D'Amore, a chiudere, è rimessa laterale per il CUS, scusate, per l'ATF. Palla dentro, protegge adesso col corpo, non c'è fallo, riesce a uscire bene in mezzo a due, la spazza via e adesso vuole provare ad andare via il numero 9, ha una prateria dopo il numero 6, ma c'è ottimo ancora una volta il cambio di gioco, un po' troppo lungo ma riesce a controllare, rimessa laterale procurata da D'Amico, palla ancora Athletic. Riesce a passare bene il numero 4 e poi la lungolinea per il TF che forse non tiene in campo, infatti arriva la segnalazione dell'arbitro.
palla in avanti per il 9, riesce a tenerla in campo, non fischia, non riescono a spostarlo, adesso il numero 3 la spazza, rischia forse qui qualcosa, il numero 5 dell'ATF gioca con molta tranquillità al portiere, possesso TF, tenta lo scambio, riesce a passare bene il numero 3 che prova a allargarsi, cambia il gioco, palla ottima in mezzo, può uscire il portiere, di testa la tocca. Forse c'è calcio di punizione e cartellino giallo, quindi calcio di punizione al limite per il TF. Punizione della posizione pericolosissima. Vediamo se riusciranno a concretizzare questo calcio di punizione che porterà sotto un gol il TF. Parte il destro basso, tiro velleitario parato dal portiere senza problemi. Adesso ottimo il rilancio, la palla ancora che va sulla sinistra e il TF, palla lungolinea per il numero 9 che può provare a cercare il campo, riesce a saltare l'uomo, non ha aiuti ma riesce a passare bene in mezzo a due, poi chiuso, è ancora laterale TF. Piazzata la battuta, palla dentro, esterno, il 6 ancora volto a chiudere, preferisce spazzare un calcio d'angolo, difensore dell'Athletic Club. Quindi per adesso in questi minuti assalto TF. Saranno 20 sul cronometro, calcio d'angolo, schema, forse il TF. Si allarga bene, palla dentro, colpisce male il pallone che va sulla rimessa dal fondo. Al pressing il TF, esce bene però l'Athletic Club, palla che va in panchina, rimessa laterale TF. Stanno provando ad accorciare le distanze. Ottima ancora la chiusura di D'Amore, sta facendo un'ottima partita in fase difensiva. Alla rimessa laterale, battuta lunga, stacco di testa, palla che va in mezzo, ottimo lo scambio, palla che rimane lì, la spazza via, ma ancora TF in possesso con il numero 3 che prova ad andare via, rischia qualcosa, adesso contropiede Athletic, salgono i ragazzi di cintura, palla dentro, sono 3 contro 2, può provare, palla ottima, giusto anche l'anticipo, e la spazza via, ma forse c'era fuori gioco prima. Vedo cosa dice il direttore di gara. A quanto pare sia stato fuori gioco. Battuta per l'ATF, palla in mezzo, sbaglia il passaggio, anche lo stop e prova a tenerla ancora, riesce a passare, forse c'è contatto, l'arbitro lascia giocare, la gira tutta, non riesce a anticipare, il numero del stesso, c'è una prateria, vuole provare ad andare, spinto e infatti arriva il calcio di punizione per il TF da altra posizione pericolosa.
Calcio punizione battuto un'altra volta. Raso terra. Attenzione che rischia qui il controllo. C'è fuori gioco netto. Si è rimessa, anzi, calcio di punizione per i ragazzi di cintura, che stanno tenendo bene in difesa nonostante il pressing e la voglia di fare gol dell'ATF. Il numero 10 si va a prendere la palla lì in difesa, gioca dietro al portiere, spazza via, trova bene il binario, non riesce a controllare bene il pallone. Adesso ancora ATF in attacco, palla dentro, l'arbitro lascia giocare, riesce a girarsi, tenta il cross, ancora da Mora a spazzare via il pallone. Laterale, ancora ATF. Tutta la rimessa laterale, riesce a girarsi, tenta il destro a volo, portiere che lascia scorrere, rimessa al fondo per l'Athletic Club. Rischiano qualcosa, però piace la costruzione dal basso a singer cintura ed esce bene, ottimo l'anticipo. Si è rimessa laterale TF. Palla dentro, ottimo stop, il numero 8 prova a volo, portiere che la fa sua senza nessun pericolo, e palla d'amore che rischia ma salta bene, poi c'è una trattenuta ma l'arbitro lascia giocare, palla che passa, arriva forse fuori gioco, invece no, l'arbitro non fischia questo fuori gioco, per quanto mi riguarda era nettissimo. Sarà calcio d'angolo ancora a TF. Calcio d'angolo corto, subito anticipato, la tiene anche in campo, protegge bene il pallone, si gira, rischia qui qualcosa, buono il tunnel del 10, palla in mezzo che scorre, palla al 9, il destro, ancora velleitario, un altro tiro, altra azione pericolosa dell'ATF, non sfruttata al massimo, e palla ancora all'Athletic. Ottimo il controllo del numero 10 che riesce forse a tenere il controllo del pallone, invece no. Giocano bene le due squadre, palla dentro, ottimo la chiusura del 5, via adesso il contropiede, palla dentro, ottimo l'anticipo del numero 3 e anche la chiusura. Il numero 5, Montagliani, scusate. Laterale battuta, spazzata di testa, mette giù il numero 8, fuori gioco, nettissimo, e palla ancora per l'Athletic. L'arbitro fischia, forse dovrà ribattere, infatti. Gioca dal basso, prova a girarsi, eccolo qui il numero 9, gioca vicino al 3 che tenta la palla lunga, il numero 7 che non riesce a staccare di testa, e ancora possesso TF, la palla forse esce, infatti, rimessa laterale Athletic Club. Battuta, palla che scorre, il 3 protegge, ma protegge malissimo, palla che si impenna a volo, portiere che rischia, non la fa sua.
Possesso Athletic, ottimo. È laterale, rimessa. Questa rimessa laterale per l'11 che gli scappa la palla dai piedi, ma la tiene ancora in mezzo, poi chiude bene il centrocampista. Sarà calcio di punizione procurato da Vincenzo Pizzoli. Pizzoli prova ad andare via, chiuso. Ancora possesso Athletic, che in fase di attacco sono molto più concreti. Il TF ma rischia il passaggio. Ottima la finta del terzino sinistro. Si procura una rimessa laterale con calma. L'Athletic Club tiene il controllo della partita. Battuta, anticipato. Adesso ha spazio verso il centrocampo. La gira bene sulla sinistra. Ha molto spazio anche il 7, ma viene chiuso dal numero 11. Adesso il numero del 9 della TF che prova a centrarsi. E infatti arriva al calcio di punizione con un contatto. Altro calcio di punizione pericolosissimo per il TF. Vediamo se questa volta saranno in grado di concretizzare e accorciare il risultato. Calcio di punizione. Vediamo se questa volta, anziché provare un altro tentativo a rosaterra, riusciranno ad alzare questo pallone. Infatti arriva, esce di pochissimo. Altra occasione sprecata dal TF. Rimessa dal fondo per l'Athletic Club. Sempre costruzione dal basso nonostante il pressing. Prova ad uscire via con questa palla in mezzo. Ottimo, anticipo il numero 9, ma forse c'è calcio di posizione, l'arbitro lascia scorrere. Dice il pallone, ottimo, spazza via, trova il numero 9 che riesce a superare l'uomo, poi chiusura e scivolata, ancora a lottare, sempre Martino. Si arrabbia, l'allenatore cintura con i suoi, chiede più attenzione. C'è il contatto, calcio di punizione TF. Soffre ma regge bene l'Athletic Club. Calcio di punizione battuto benissimo, palla che riesce a trovare il compagno, palla che esce fuori di pochissimo. E Athletic che rischia di subire gol. Ancora una volta i ragazzi dell'ATF non concretizzano queste occasioni importantissime. Va lungo verso il numero 9 che viene anticipato benissimo. Ancora ATF in attacco, di testa la spizza per il numero 9 che rischia qualcosa, il portiere esce, la fa sua. Possesso Athletic, ottimo il rinvio, ma trova ancora una volta il giocatore dell'ATF. Altro stacco di testa, solo giocatori di TF che trovano bene il pallone in molte occasioni. Ottimo lo scambio, gioca bene però qui l'ATF, riesce a mettere il pallone sulla sinistra, forse un po' troppo lunga. Rimessa laterale ancora Athletic. Attenzione, rischia tantissimo qui, perché deve uscire, spezzare il pallone di testa in avanti. Palla TF, allarga bene al numero 3, tenta di alzare questo pallone, poi liscio, ma riesce fortunatamente il numero 7 ad avere il controllo della palla. C'è contatto, calcio di punizione per l'Athletic.
Riparte da dietro l'Athletic con molta calma. Palla dentro in mezzo, anticipato, rischia più qualcosina. Ma ancora una volta, sempre pronto. Riccardo D'Amore. Palla sulla destra, rischia qualcosina. È ottimo l'1-2. Adesso Athletic Club che prende campo, fermato. E possesso TF. L'arbitro lascia giocare, dice tutto regolare. Adesso vuole andare per il numero 10, palla per il numero 9 ma viene anticipato, spazio in avanti. Attenzione perché c'è il giocatore avversario che è in gioco, portiere che esce, la fa sua. Questa 3 TF. Attenzione perché prova il destro. Altro gol divorato dall'ATF. Sempre costruzione al basso l'Athletic Club, non ha paura di rischiare. Rischia invece qui qualcosina, ma riesce ad avere il controllo del pallone. Ottimo lo scambio, il numero 7 col pallone. Cerca il compagno, palla lunga per il numero 3. Che cerca di prenderla, arriva, la tiene in campo, invece no. L'arbitro fischia. Sarebbe stata un'azione pericolosissima a favore dell'Athletic. Ti fa battere in assa laterale, male, palla che va a centrocampo. Numero 8 cambia il gioco sulla sinistra, sempre lì si concentra, attenzione, rischia qualcosina il numero 2, adesso vuole andare via per il numero 7. Il numero 9 non riesce a prendere il pallone, anche che il passaggio era un pochettino più lontano rispetto a lui, quindi faceva fatica a prenderlo. Mattief che continua a giocare ancora bene, prova a centrarsi, non passa, è ottima la chiusura, ottimo anche l'1-2. Vuole provare ad andare lungolinea, chiusura del terzino di sinistra dell'ATF, è rimessa laterale. Tenta dalla distanza, palla che va al portiere. Riesce a tenere in campo il numero 11, il destro dalla distanza. Rimessa dal fondo. Ottimo anche lo scontro tra i due. Regolarissimo. Lui verso il centro, palla che scorre. Lo stesso ancora ATF. Allarga a destra, in mezzo è solo, ha una prateria, può andare via, prova a saltare uno, ci riesce, palla a rimbalzo, il destro, altro tiro, parato dal portiere. Ci risiamo, ripartiamo qui dal secondo tempo, abbiamo avuto dei piccoli problemi tecnici. Ritorniamo al risultato 2-0 Athletic, con l'ATF che ha cercato di bucare la porta ma non sono riuscito a concretizzare bene le azioni capitate e quindi si riparte subito, battuta lunga per l'Athletic Club, anticipa bene il terzino, palla che va lì, chiude bene anche ancora il numero 3, rimessa laterale Athletic. Spinta di testa, sa bene il pallone, con il contrasto, palla che va in mezzo al campo ma trova bene, adesso lo scambio tra i due dell'ATF, prova a salire adesso l'ATF, palla in mezzo, ancora una volta chiuso da un'ottima giocata del difensore, anticipato, palla all'esterno, tenta lo stop,
impedisce bene il terzino dell'Athletic. Questa rimessa laterale già battuta e palla persa. Qui ancora dentro, attenzione perché se rischia qui qualcosina. Sulla sinistra, ma non riesce a controllare il pallone il numero 7. È laterale ancora Athletic. Speriamo che i ragazzi di cintura siano scesi con idee nuove in campo. ATF è sempre lì, spazza via, laterale TF. Colpo di testa a spazzare via. Alza un campanile, palla in mezzo al campo, protegge bene col corpo, non riesce a passare in mezzo a due, l'arbitro lascia giocare, ma c'è a terra un giocatore dell'ATF. Rischia adesso per andare a controllare le condizioni. E batte il numero 2. Lascia scorrere il pallone, ottimo, ancora la chiusura. Il numero 5. Riescono a tenere bene l'assalto dell'ATF, i difensori dell'Athletic. Stoppa il pallone, mette in mezzo, non c'è nessuno. La palla che scorre. Si arriva qui bene a proteggere, riesce a girarsi. Passa in mezzo a due, respinto contro l'Athletic e palla lungo linea. Laterale battuta, lunga, palla che scorre, protegge il difensore e si è rimessa al fondo Athletic Club. Giocano vicino, ancora con la costruzione dal basso i ragazzi di cintura. E laterale ancora ATF. Si muovono bene i giocatori, protegge il pallone, gioca vicino, palla che esce, invece no, l'arbitro lascia giocare, prova a metterla in mezzo. Palla che esce fuori, rimessa dal fondo, ancora dal basso per l'Athletic Club nonostante il pressing dell'ATF. La spazza via, trova bene, prova il sombrero, palla che va in mezzo, riesce però a passare, adesso è una prateria, si apre il campo, 3 contro 3, sulla destra c'è il compagno, ma riesce a passare con un tunnel, adesso palla al terzino sinistro, con molta calma, riesce a creare adesso l'occasione per l'ATF, che vuole provare ad andare il numero 9 sulla fascia sinistra, prova a trascentrarsi, riesce a passare sulla sinistra, c'è il contatto, ma l'arbitro non fischia fallo, anche se è sembrato netto il contatto tra i due. La mette bene giù il numero 9 che prova a girarlo al centrocampo, non riesce, buono lo scambio, quasi buono. Possesso TF, palla dentro, chiuso del 15, ancora di testa, possesso TF. Essere in mezzo a due, chiuso e contropiede Athletic, si apre il campo, c'è contatto, infatti arriva qui il calcio di punizione per l'Athletic. Punizione del centrocampo per l'Athletic. Battuta sulla sinistra, ottimo il campanile, Moro l'appoggio sull'11 che prova a girarsi, rovesciata, la mette in mezzo, portiere la fa sua, manda tutti in avanti, ottimo lo stacco, palla lungolinea, si riesce a prendere il numero 9, si inseguono bene due, spallata 3-2, rimessa laterale Athletic.
palla lunga, chiusa al numero 2, spazza via, ottima la spizzata, prova a girarsi il numero 4, ma il 9 riesce a prendere il pallone, adesso lungo linea, è buono il pallone, il portiere esce, sarà rimessa laterale e invece no, perché riesce a controllare bene il terzino dell'Athletic che può provare ad andare, l'arbitro non fischia, invece sì, adesso fischia, che è rimasto a terra un ragazzo dell'Athletic. Quindi gioco fermo. Il gioco ripartirà non appena l'arbitro rimetterà la palla giù in campo. Sarà palla per l'ATF, chiede la distanza, battuta, palla dentro, anticipa il numero 2, palla che rimane in mezzo al campo. Ottimo ancora l'anticipo del difensore che riesce a passare, adesso 3-2, il numero 10 palla dentro, palla pericolosissima, si lamentano per un tocco di mano, invece no, l'arbitro non fischia, prova a metterla giù, riesce a girare il pallone, palla dentro, è regolarissimo, può provare il destro, era arrivato il gol, ma l'arbitro fischia un fuorigioco che forse è in dubbio. Si rimane sul 2-0 e sul contropiede dell'Athletic Club che vuole provare ad andare via il contropiede del numero 9 con un sombrero, chiude bene il numero 2, adesso di testa la spizza per l'esterno, tiene ancora in campo, anticipa bene, adesso l'Athletic può girare bene il pallone, tenta il numero 2, palla che arriva al numero 4 che riesce a passare in mezzo a 2, invece no, fermato questa volta il pressing del TF, il numero 4 tenta numeri in mezzo a 3, palla che rimane lì, il 7 la gira tutta. Adesso palla dentro, anticipa il numero 2, palla in avanti, deve uscire il portiere, infatti arriva. E adesso possesso TF, anzi Athletic Club, scusate. Sempre con molta calma i ragazzi di cintura gestiscono il pallone. Tenta il cambio di gioco, è ottimo, il numero 2 prova a metterlo giù, ma riesce bene a capire il numero 7 in intenzione, però adesso si gioca sulla sinistra, l'appoggio, esce bene l'Athletic, poi palla lunga, numero 6 a chiudere, palla in avanti per l'ATF, prova a passare, fermata ancora una volta al numero 4, attenzione che qui c'è fallo, infatti l'arbitro fischia, calcio di punizione per l'Athletic. Palla battuta, tentato la palla lunga, il numero 10, ma hanno capito tutto i centrocampisti dell'ATF. Adesso il numero 4 prova a girare il pallone, riesce, il numero 7 che mette giù, palla lunga per il numero 9 che c'è una prateria, può andare, vuole proteggere il pallone, si allunga male il pallone, laterale TF. Anticipa bene il numero 7 che vuole provare ad andare via, salta bene il difensore, palla sul fondo, chiuso, ottima la chiusura del difensore dell'ATF, azione pericolosissima e calcio d'angolo Athletic Club. Calcio d'angolo Athletic.
battuta vicino, ottimo in mezzo, lo stop, può provare il destro da fuori, palla che esce alta, è rimessa dal fondo TF. 2-0 ancora il risultato qui al velodromo di Palermo tra le due squadre, Athletic Club e TF. All'11° minuto della partita, su per giù, palla battuta di prima, tenta lo scambio, tiene il pallone, poi protegge, una rimessa laterale, pressato da due, ma riesce a uscire, poi chiuso con cattiveria, regolarissimo. La laterale TF già battuta, spizza di testa, spazza via, adesso palla dentro, ancora una volta è buono l'anticipo, palla in mezzo al campo, non c'è nessuno dei bianchi, trova il numero 10 che riesce a passare, poi viene chiuso, sarà calcio di punizione per la TF. Partita equilibratissima, se facciamo il riassunto anche del primo tempo, con la TF che ha spesso cercato di fare gol ma ha sprecato grandissime occasioni, scende il risultato così per come sul 2-0. E adesso Athletic Club che rispetto al primo tempo sta attaccando di più dopo i primi 2 gol. Battuta, hanno tentato lo schema della difesa alta rischiando qualcosa, attenzione al numero 9 che tira, non arriva nessuno su quel pallone, è rimessa al fondo Athletic, ha provato lo schema a far salire la difesa i ragazzi dell'Athletic Club, solo che non è andato a buon fine e hanno rischiato qui l'imbucata, ma il risultato che rimane fermo sul 2-0. Cambio per i ragazzi dell'Athletic, entreranno il numero 15 e il numero 18. Entreranno Siciliano e Favaloro per l'Athletic, mentre in panchina si accomodano Martino e Putano, se non erro autore della seconda rete dell'Athletic. Primo pallone toccato qui dei due che sono appena entrati, che stanno cercando di creare una grandissima occasione da gol. I primi 2 palloni toccati rischiano di essere imbucati i difensori del TF e sarà calcio d'angolo per l'Athletic Club. Ottimi 2 cambi del CT Cintura. Hanno creato subito un'occasione da gol, mettendo in chiaro la loro freschezza rispetto ai compagni che sono usciti. Adesso palla in mezzo, è ottimo il cross di testa, non arriva nessuno, palla che sorvola tutta l'area offensiva dell'ATF, poi si allunga il pallone, il terzino destro non ci arriva, poi per il secondo controllo sarà laterale Athletic. Battuta rimessa laterale, altra rimessa per il rosa, battuta chiusa all'ATF, tenta il lancio lungo, ci sono lì soltanto giocatori dell'Athletic Club, ma sbaglia poi l'appoggio il terzino adesso dell'Athletic Club, essendo rimessa pericolosissima per l'ATF, palla che non passa, protegge bene l'esterno dell'ATF,
procurandosi un calcio d'angolo. Andrà il numero 7 a battere. Sul cronometro. 7 a battere il calcio d'angolo, spazza via la difesa dell'Athletic Club che può aprire la prateria ma con molta calma. Il numero 4 rischia qualcosina. Eccolo qui la palla che va per il 10 che vuole provare a metterla in mezzo, ci riesce, spazzata via. Il numero 15 controlla bene il pallone, c'è contatto, arriva infatti qui il calcio di punizione per il rosa. Altra azione pericolosa dell'ATF, l'Athletic Club già vuole battere veloce, non riesce a trovare il compagno, trova l'avversario che la tiene anche in campo, rientra, scivolata, calcio di punizione per l'ATF. Calcio di punizione per l'ATF, palla che può andare direttamente in mezzo, può provare a giocare vicino al numero 3. Crossa in mezzo, palla che non arriva dentro l'area, ma c'è il 3 che va fuori, che tenta il tiro da fuori. Velleitario, palla all'Athletic Club, spazza per il portiere, trova il numero 5 avversario, poi in mezzo a 4 prova a passare, c'è anche il contatto netto, già battuto, attenzione, rischia l'Athletic Club ma sono ottimi, è ottima la prontezza del numero 2 che riesce ad evitare un'azione pericolosa. Laterale TF e ci sono anche dei cambi. Entra il numero 14 al posto numero 10 e il numero 15. Forze fresche per l'ATF. Laterale Athletic Club. Cambia tutto il gioco, è ottimo il cambio di gioco. Adesso palla lungolinea per il numero 7 che riesce a trovare bene lo scambio con il numero 2. Può bucare adesso l'Athletic, sbaglia il passaggio anticipato e attenzione perché può partire il contropiede anche dall'ATF. Non ha aiuti il numero 15, il numero 4 scivolata, riesce ad allungare bene il pallone, ma il 15 forza fresca allunga bene il campo. Anticipa bene il numero 3, palla ancora per l'ATF, possesso TF, ottima la chiusura, no, riesce a passare il pallone, poi prova ad andare lungo, affondare il campo, la palla che esce, rimessa laterale TF. TF ancora in attacco. Parte dietro, rischia qualcosa, riesce a spazzare il difensore dell'ATF e sarà possesso Athletic. Sempre 2-0 il risultato, non cambia, sempre costruzione dal basso per l'Athletic. Ottimo il controllo, adesso riesce a trovare lo spazio, ma palla che sfortunatamente sbatte sulla testa del numero 18. Poteva essere un'occasione molto pericolosa.
È ottimo anche il numero 15 a metterla giù, ma la spazza via il difensore dell'Athletic, che vuole provare a creare un'occasione per il numero 18 che è appena entrato. Riesce ad affondare il campo, tenta poi il passaggio in mezzo. Il portiere capisce tutto, esce e la fa sua. Di testa respinge, prova a girarsi, riesce bene il 16, ma poi anche il centrocampista dell'ATF. Poi altra chiusura ancora al difensore che perde palla qui, regalando un'ottima occasione da quella numero 15, poi prova ad andare via col pallone, ma riesce a recuperare il pallone. Recupera, lo perde, poi lo recupera e mette in calcio d'angolo per l'ATF. Nel frattempo l'ATF effettuerà un altro cambio, uscirà il numero 2 ed entrerà il 17. Anzi, rimessa laterale, scusate, non è calcio d'angolo. Rimessa ATF, chiede ai suoi compagni di andare dentro l'area di rigore. Laterale battuta, attacca il difensore, palla che rimane lì, spazza via, si tenta di proteggere il pallone, parte da dietro, c'è contatto, l'arbitro fischia il calcio di punizione per l'ATF. Ancora ATF in avanti che cerca di accorciare o quantomeno di raggiungere il risultato. Si trovano sotto di 2 gol. Calcio di punizione battuto, alto e solo, e buono lo stacco di testa, palla che esce fuori. Ancora una volta non sono riuscito a concretizzare un'ottima azione da gol. Ci sono le idee, ma non la concretizzazione. Ancora Athletic Club che gioca dalla posizione al basso. Adesso il numero 4 prova ad andare via, il buon anticipo del numero 13. Palla che esce, sarà rimessa laterale. Ancora ATF. Battuta. Male il primo controllo, rischia qualcosa, contropiede Athletic, 2 contro 2, allunga bene sulla fascia, riesce a scappare via, può metterla in mezzo, infatti arriva il cross di testa, esce bene il portiere. E palla che ritorna in posto all'Athletic, spazio il difensore, l'arbitro fischia, il giocatore è rimasto a terra dell'ATF. Anche l'Athletic qui molto pericolosa, l'ATF essendo una squadra molto offensiva. In questi minuti di gioco hanno provato i ragazzi di cintura a mettere la palla dentro, erano ottime le idee, ma è stato anche ottimo l'intervento del portiere a capire l'intenzione del cross ed anticipare e a tenere il risultato sul 2-0. Battuta, calcio di punizione, riparte da dietro ma rischia qualcosa, perché attenzione che qui riesce ad anticipare bene, attenzione perché c'è un brutto fallo, forse ultimo uomo, e può arrivare anche il cartellino rosso. Perché è stata ottima e infatti arriva qui il cartellino rosso per il portiere dell'ATF, un intervento killer. Un'espulsione che sicuramente costerà un gol.
hanno rischiato con quella giocata i ragazzi dell'ATF, che gli è costata l'espulsione al portiere, e quindi adesso ATF 1 in meno. Pericolosissima azione da gol. Non ha potuto fare nulla il portiere, a meno che abbattere l'attaccante che si stava fiondando verso la porta. E quindi siamo al 25esimo minuto di gioco con i ragazzi dell'ATF 1 in meno. È il risultato sul 2-0. Adesso vediamo se riusciranno i ragazzi dell'Athletic Club ad allungare il risultato. O arrivato a questo punto saranno bravi i ragazzi dell'ATF a provare a cercare il gol, o quantomeno provare a difendersi il più possibile per non subirne altri. Entra il numero 12 per l'ATF, sacrificano il numero 9, un ottimo attaccante che è stato molto spesso partecipe all'attacco dell'ATF, e si ripartirà da questo calcio di punizione. Calcio punizione battuto, schema che va sulla destra, che invece cerca direttamente la porta, rimessa al fondo TF. Anticipo di testa, regala palla però al numero 11 che mette giù col petto, ottimo il numero, gira tutto, ottimo il cambio di gioco per il 14, ma il 6 ancora una volta fa un ottimo lavoro proteggendo il pallone e procurarsi una rimessa dal fondo. Gioco fermo, altra sostituzione per l'ATF. Uscirà il terzino destro, anche lui di ottima spinta, ed entra il numero 20. Nel frattempo c'è un giocatore della Athletic Club che esce zoppicando, fa stato duro il contrasto. Infatti altro cambio anche per l'Athletic, entra il 17 ed esce il numero 11. È stata dura la botta, speriamo che non sia nulla di grave. Ancora il club dal basso, benissimo qui l'Athletic Club, un po' il difensore riesce a chiudere, palla che rimane adesso in possesso dei bianchi, però allunga la palla sulla destra, il 4 la mette giù, palla dentro, non c'è nessuno del rosa, trova solamente un altro bianco in difesa a chiudere, e ancora una volta riesce a proteggere il numero 6 che passa bene, c'era forse calcio di rigore ma l'arbitro lascia ancora giocare, è rimessa laterale Athletic. Cintura nel frattempo rimprovera i suoi nonostante la buona prestazione e il risultato di 2-0.
CT Cintura che cerca sempre il meglio dei suoi. Palla ancora l'Athletic, prova a passare in mezzo a 3. Palla in rosa, ne salta uno e cambia il gioco di prima sul numero 18. E palla ATF. Persa, attenzione che qui c'è un disguido tra i due. Ma possesso ancora Athletic. Il numero 11 c'è contatto, l'arbitro lo lascia giocare. Allarga il numero 20. Ha spazio l'ATF. Cerca la profondità. Il numero 6, attenzione che rischia qui il passaggio, il portiere deve uscire, esce, la spazza via. Preferisce non rischiare, spazzare via il pallone. Sbaglia il controllo. Poi cerca un tunnel. Ancora possesso Athletic. Spazza via il pallone. Palla che va ai bianchi. Riesce, prova ad uscire. C'è un po' di confusione in mezzo al campo. Adesso possesso rosa. E palla sprecata dall'Athletic. Ma ancora in possesso la squadra di Cintura. Protegge il pallone, si allarga sulla sinistra. L'ultimo a toccarla è lui. Sarà rimessa laterale per i bianchi. Altri cambi per l'ATF. Palla ai bianchi, rimessa tra la battuta. Di testa in mezzo al campo. Gira ma trova il 19 bianco. Ancora possesso per l'ATF. Sarà rimessa tra l'Athletic Club. Forte in profondità. Non trova nessuno. Possesso Athletic, che buona palla in mezzo, capisce bene il difensore che chiude di testa. Rimpalla e contro il ballo. Attenzione, c'è chi tira la maglia. Sarà soltanto rimessa laterale per l'Athletic. Sarà lunga laterale, in mezzo, stacca di testa, esce il portiere, la fa su, chiede ai suoi compagni di salire, spazza lontano sulla destra, trova però un giocatore rosa, la palla spazzata, il portiere con molta calma la fa sua. TF che adesso ha un po' più di difficoltà a costruire. Sulla sinistra è solo l'esterno dell'Athletic Club che può avanzare col pallone, riesce ad avanzare, viene spinto, adesso si accentra, può calciare, prova invece il passaggio, poi di tacco, ottima la giocata, il 15 che si gira, mette in mezzo sul secondo palo, è solo e buono lo stop, ma forse c'è fuori gioco. E ci saranno 3 minuti di recupero dichiarati dall'arbitro. C'è un ragazzo a terra dall'Athletic Club. A terra per crampi. Hanno corso molto le squadre, giocando spesso con i lanci, si corre molto e soprattutto i ragazzi di Cintura.
Se non corri con cintura sono cavoli amari. Rimessa, anzi no, calcio punizione battuto dall'ATF. Portinava sbaglia lo stop. Il giocatore bianco e sarà rimessa laterale Athletic. Laterale Athletic battuta di testa, butta fuori il difensore bianco, ancora laterale Athletic. Manca ancora un minuto alla fine della partita. Per me sembra difficile avere una variazione di risultato. E nel frattempo laterale per i bianchi. Batte lunga, trova l'esterno dell'Athletic. Palla dentro, la spazza via in mezzo. Poi provano a passare in mezzo a due. Ottimo il controllo, in mezzo a tre non può fare nulla, l'arbitro lascia giocare. Adesso si accentra verso il campo, vuole provare, allarga bene il pallone, non riescono a fermarlo, palla in mezzo. Cerca di trovare il binario, ma non l'ha trovato. Adesso scappa via il numero 19 dell'ATF. Buono l'1-2, riesce a trovare il 17, palla dentro. Ottima la chiusura. Poi rovesciata, prova a metterla in mezzo, gira tutto il pallone, di spalla mette giù il pallone in qualche modo. Riesce a saltare bene il numero 4, vuole provare a mettere in mezzo, invece ne salta un altro, palla in mezzo, e solo il 19 non riescono a farlo tirare. È contropiede Athletic Club, ma la palla invece rimane lì. Calcio di punizione per l'ATF. Ancora una volta un'azione pericolosa, distrazione qui dalla difesa dell'Athletic. Dopo all'ultimo è riuscito il numero 5 nel suo ruolo a chiudere bene l'azione pericolosa degli avversari. Calcio di punizione per l'ATF, ormai allo scadere. Sarà l'ultima azione. Athletic che vuole provare a non prendere gol per questa giornata. C'è il fischio dell'arbitro. Parte il destro, alto, è rimessa al fondo Athletic. Non fischia ancora l'arbitro. Sempre dal basso l'Athletic. Palla lunga in mezzo al campo, riesce a trovare lungolinea, può andare via. Attenzione perché il 3 fa passare il pallone, poi scivolata, chiude bene il giocatore dell'ATF. Si è fatto male un ragazzo in bianco nel contrasto di prima. Essere rimessa laterale per il rosa. Abbandona il campo il numero 3 nel frattempo. Gesto di fair play. Palla data dai rosa ai bianchi.
Non riesce a mettere bene giù il palo numero 17. Prova a controllarlo. Serie di scambi lì. Entra una sistemazione della palla, invece adesso sì, con la sovrapposizione dell'esterno del Athletic Club, che con molta calma tiene il possesso del pallone, trova bene poi il binario in mezzo al campo, può andare, allarga bene il pallone sulla sinistra, deve puntare l'uomo, preferisce giocarlo accanto, salta bene, vuole provare il destro, ci prova, palla che esce fuori sulla destra, anzi sulla sinistra del portiere, è rimessa a fondo TF. Non è ancora finita. L'arbitro aveva recuperato i momenti in cui i ragazzi erano a terra. E infatti fischia qui la fine. 2-0 al velodromo di Palermo tra Athletic Club e TF. Si chiude così questa giornata con 2-0. È stato un piacere con voi trasmettere questa diretta.